Denunciano di essere pochi e sottopagati, eppure dal loro lavoro dipende l'attività di un aeroporto in cui transitano milioni di passeggeri. E infatti lo sciopero di 24 ore degli addetti alla sicurezza del Marco Polo, che contestano condizioni lavorative penalizzanti, ha quasi bloccato il terzo scalo italiano. Già la prima mattina lo sciopero aveva provocato oltre un'ora di coda ai varchi di sicurezza, con una media di 20-25 passeggeri rimasti a terra a volo. Abbiamo uno stipendio che è da fame, abbiamo una contrattazione di secondo livello ferma, Sicuritalia vuole fondersi con la nostra società che è Trivento Sicurezza senza tutele e senza garanzie. I manifestanti rivendicano una professionalità altamente qualificata che permette ai viaggiatori di prendere un volo in sicurezza e che deve essere retribuita giustamente. Al contrario, la situazione è tale che sempre più lavoratori scelgono di andarsene. Al momento manca circa il 30% del personale. I carichi lavorativi sono aumentati tantissimo perché siamo circa più di 100 persone in meno rispetto alla prima della pandemia e stare sempre sotto i controlli dei passeggeri, ricevere anche a volte insulti non è piacevole per nessuno. È mancanza di pranzi, di cene, non ci danno le pause. Passeggeri ce ne sono, voli ce ne sono, lavoro ce n'è. Perché sfruttare così e non approfittarne dei dipendenti che comunque lavorano? Perché trattarci male? Lo sciopero è stato indetto da FLAI, il sindacato dei lavoratori aeroportuali, e più di uno qui denuncia l'assenza e il silenzio di altre sigle sindacali. Il timore poi è che nel prossimo futuro le condizioni dei lavoratori possano peggiorare ulteriormente. Noi quello che chiediamo è salari dignitosi e un negoziato, che ridia slancio agli aeroporti, tenendo conto dei volumi di traffico che ad esempio abbiamo qui sul Marco Polo. Non ce lo dimentichiamo.